Euroregione.news. Tempo di bilanci per Aspiag Service, la società che rappresenta i marchi Despar, Interspar ed Eurospar in Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna e dal 2022 anche la Lombardia. In modalità ibrida, in presenza e in videoconferenza, il board al completo ha incontrato un nutrito gruppo di giornalisti. Nella sede Aspiag di Udine a fare gli onori di casa il direttore regionale Fabrizio Cicero Santalena, accompagnato dalla responsabile marketing Tiziana Pituelli per illustrare i numeri regionali come hanno fatto in videoconferenza i colleghi delle altre regioni a completamento delle valutazioni generali del presidente di Aspiag Harald Huntley e degli amministratori delegati Francesco Montalvo e Christopher Risbacher. Aspiag Service, come anche il consorzio Despar Italia, fanno riferimento al gruppo Spar Austria presente in 7 paesi, dall'Ungheria alla Germania, si potrebbe dire un'area squisitamente mitteleuropea dove il fatturato nel 2021 è stato di 17,37 miliardi di euro con un incremento dell'1,7% rispetto al 2020, appoggiandosi su 3.291 punti vendita e coinvolgendo ben 90.000 collaboratori. L'Italia rappresenta il 25% del fatturato ed è la più performante dopo l'Austria. Rispetto all'intero consorzio Despar italiano, che fattura 3,09 miliardi in 17 regioni, ben 2,4 miliardi di euro li produce Aspiag Service, con 565 punti vendita, con 14 nuove aperture nel 2021, 8.659 collaboratori incrementati di 142 unità nel 2021 e 103 milioni di investimenti, più 8% rispetto al 2020. Nella componente Corporate Social Responsibility, Aspiag ha destinato 1,3 milioni di euro a supporto di raccolte, fondi, donazioni, sponsorizzazioni sportive e culturali, ai quali si aggiungono 7 milioni di euro in pasti distribuiti ai più bisognosi attraverso oltre 200 associazioni, il che testimonia la vicinanza ai territori non solamente per la capillare rete vendita e per i prodotti territoriali. Focalizzando sul Friuli Venezia Giulia, che si distingue anche per le iniziative sociali, nel 2021 gli investimenti per lo sviluppo sono stati pari a 9 milioni di euro, con un fatturato di 626 milioni prodotto da 134 punti vendita tra diretti e affiliati, che danno lavoro a 2067 tra collaboratori e collaboratrici. Il 64% dei collaboratori è donna e il 90% dei contratti è a tempo indeterminato. Attenzione viene riservata alla formazione e al welfare e nonostante questo vengono segnalate, come in tanti altri settori, difficoltà nel reperimento del personale. La catena logistica di Aspiag conta su 10 piattaforme, di cui 4 direzioni, il polo AgroLogic di Monselice per la conservazione e distribuzione dei prodotti freschi e freschissimi, su un centro dedicato alla lavorazione delle carni e sul nuovo hub logistico di Castel San Pietro Terme. L'attenzione ai territori, alla qualità e ai consumatori viene espressa anche con i cosiddetti prodotti a marchio, che sono oltre 6.000 e rappresentano il 25,7% del fatturato, coinvolgendo 520 fornitori. I dati snocciolati nella conferenza, anche quelli relativi alle nuove aperture, all'incremento dei posti di lavoro, agli investimenti, ai progetti di sviluppo territoriale, come la Lombardia ad esempio, per la quale si prevedono entro il 2026 60 punti vendita, portano in sé soddisfazione e voglia di guardare al futuro, anche se ci si prepara a fronteggiare più minacce legate allo scenario internazionale a causa dei costi energetici e logistici e della conseguente ripresa della corsa inflattiva che il gruppo cerca di non riflettere sull'utenza finale, agendo per quanto possibile da ammortizzatore sociale, continuando la strategia di non distribuzione dei dividendi che vengono reinvestiti e cercando margini di trattativa con i fornitori. Rimane il fatto dell'intervento diretto del gruppo nel 2021 per 14 milioni di euro per evitare che l'aumento dei costi si ribaltasse sugli scontrini. Stella polare di Aspiag rimangono i principi di inclusione, di prossimità, di partecipazione, di formazione, competenza e sostenibilità, tanto che nel 2021 è stato varato un manifesto della sostenibilità, ha ricordato il presidente Huntley. Tutti principi e azioni che Aspiag applica trasversalmente per coinvolgere collaboratori, collaboratrici, clientela e territori. Un sorriso sulla bocca lo abbiamo notato, perché nonostante tutto le cose sono andate piuttosto bene e mi sembra che non ci sia da questo punto di vista da disperarsi o comunque da piangersi addosso. No, assolutamente no. La massima attenzione sempre, però oggi abbiamo il sorriso sulle labbra perché presentiamo un bilancio positivo. Abbiamo chiuso un 2021
importante, abbiamo sfiorato i 2 miliardi e mezzo di fatturato. Se pensiamo a tutta la nostra azienda, quindi Triveneto ed Emilia Romagna, fatturato importante, una crescita dell'1,7% in momenti così difficili, credetemi, è una crescita importante. Abbiamo investito oltre 100 milioni in nuove aperture, in ristrutturazione, abbiamo investito sulla logistica. Gli investimenti sono andati avanti perché siamo convinti che anche in momenti difficili l'investimento paga e pagherà in futuro. La famiglia Despar è cresciuta ulteriormente, abbiamo aperto 14 nuovi negozi tra filiali ed affiliati e ormai la famiglia Despar è una famiglia numerosa, sono quasi 9.000 i colleghi che lavorano nella nostra azienda. Se caliamo tutto questo nella nostra regione, il fatturato è stato di 626 milioni di euro, 9 milioni gli investimenti fatti per aprire e ristrutturare negozi. Abbiamo aperto 2 importanti negozi, un Eurospar a Trieste, molto bello, molto grande, a gestione diretta, e un Eurospar a Casarsa della Delizia a gestione di un nostro affiliato molto importante. Tutto questo ha portato alla crescita anche dell'occupazione, perché in questi momenti dobbiamo parlare di risparmi, ma dobbiamo parlare anche di occupazione. L'occupazione è cresciuta, abbiamo superato la soglia ormai psicologica delle 2.000 persone, oggi siamo più di 2.000 dipendenti e colleghi di Aspiac, ma se a questi sommiamo anche i dipendenti dei nostri affiliati superiamo le 2.500 persone, quindi la famiglia Despar in Friuli Venezia Giulia è presente in modo capillare in oltre 50 comuni con oltre 2.500 persone. C'è stato qualche aggiustamento per poter mantenere la positività dei numeri? Allora, di certo gli aumenti che tutti noi conosciamo li abbiamo anche noi, li subiamo anche noi, gli aumenti energetici, gli aumenti dei carburanti sono molto importanti. Se pensiamo che un nostro negozio vive di energia elettrica, può ben capire quanto pesa l'aumento degli ultimi mesi. Noi da molti anni stiamo lavorando per il risparmio energetico, siamo un'azienda certificata per l'ambiente e questo ci ha permesso in momenti non difficili come questo di cominciare un percorso che ci porta ad avere nei nuovi supermercati tutte le attenzioni necessarie per il risparmio energetico. Se pensiamo solo alle porte nei frigoriferi o ai pannelli solari che aiutano a recuperare un po' di quello che è il consumo importantissimo di un punto vendita. Da un'altra parte c'è il consumo del carburante. Noi da sempre evitiamo di far arrivare nei punti vendita una miriade di fornitori, raggruppiamo il tutto all'interno di una piattaforma e arriviamo con un unico camion nel punto vendita. Anche questo aiuta l'ambiente, ma aiuta anche in questo momento i consumi. Quindi la formula non era quella di riflettere i problemi sullo scontrino finale? No, allora di certo c'è una fortissima tensione per quanto riguarda l'aumento dei prodotti, è inutile negarlo, gli aumenti ci sono e ci saranno. Quello che stiamo facendo noi in questo momento facciamo da ammortizzatore, vogliamo evitare che ci sia un'inflazione nelle tasche dei consumatori che non hanno avuto aumenti negli stipendi e quindi incameriamo noi una parte degli aumenti sapendo che peserà nel bilancio di quest'anno, però riteniamo che debba essere fatto così per poter migliorare nel tempo, tanto che il numero dei nostri clienti è aumentato, il numero dei nostri scontrini è aumentato. Ultimissima per quel che riguarda la parte sociale del bilancio. Insomma, noi dal punto di vista sociale siamo molto soddisfatti, facciamo tantissime bellissime cose, ci vengono riconosciuti dai nostri clienti e ogni volta secondo me la cartina di tornasole è proprio la raccolta fondi. Ne facciamo 2 durante l'anno dove chiediamo ai nostri clienti di fidarsi dei nostri progetti, che sono tutti progetti sociali, e abbiamo sempre dei risultati eccezionali. Questo vuol dire che ormai siamo riconosciuti perché facciamo dei discreti belli supermercati e facciamo anche tanto dal punto di vista sociale per il territorio. Euroregione.news